stiamo presentando le osservazioni dell'Eco Istituto e Urbanistica Democratica e quelle presentate dal Movimento 5 Stelle che presenterà Davide Scano, che sono di impostazione convergente ma diverse, perché le nostre sono sul contenuto e quelle, diciamo, del Movimento 5 Stelle sono invece soprattutto sull'iter, sulla legalità di questo accordo. E quindi mi soffermo solo sulla premessa del contenuto, e cioè il fatto che stiamo alla vigilia di un accordo enorme che non viene discusso dal Consiglio Comunale, che non viene discusso dalla città, di cui nessuno praticamente sa nulla, se non le notizie che trapelano dai giornali, ma ufficialmente ancora non se ne sa nulla. È stato pubblicato certo nell'albo del comune, ma alla vigilia di Natale, dando scadenza per fare delle osservazioni solo entro il 21 di gennaio, cioè nelle vacanze di Natale i cittadini di Mestre e di Venezia sarebbero dovuti andare a prendere dei documenti, a studiarsi eccetera. Non lo ha fatto nessuno tranne queste due entità che vi abbiamo detto, l'Eco Istituto del Veneto e il Movimento 5 Stelle. Il problema è che siamo nel punto più il ganglio più importante della città, che è la stazione, che è il centro, il cuore del nord-est. La stazione di Mestre è il cuore del nord-est ed è la peggiore stazione d'Italia. C'è un progetto di cui abbiamo portato un disegno degli anni 40 che mostra come doveva essere la sistemazione urbanistica della zona adiacente alla stazione. Un piazzale. Pensate a Padova, c'è un piazzale. Pensate a Vicenza, c'è un enorme piazzale davanti. Pensate a Verona, pensate a Treviso, tutte le città del Veneto, solo per dire quelle che conosciamo, compresa Rovigo, anche se non è la migliore, Belluno, hanno una piazza davanti alla stazione, perché la gente va alla stazione e deve poter lasciare i bagagli, poter lasciare i parenti, deve poter fermarsi un quarto d'ora ad aspettare un amico che arriva col treno. Qui non si può neppure scendere dall'auto, perché se tu ti fermi davanti all'hotel Bologna, sei già in divieto di sosta. Addirittura sono stati privatizzati i parcheggi davanti ai due alberghi che sono davanti alla stazione, quello del Bologna e quello del Plaza. Parcheggi privatizzato, quello del Plaza, che impedisce alle persone che scendono dai bus di scendere, perché il bus non sa più neppure quasi come fermarsi, il bus che arriva da Venezia o che arriva comunque da via Cappuccina. Ebbene, io vi dico adesso una sola cosa di quelle che prevede questo accordo, ed è la più clamorosa. Se c'è un angolo davanti a questa stazione, un angolo di piazza, è l'angolo dove stanno i tassi. C'è una piazzetta minima che ha anche un nome, credo forse, comunque è un simulato di piazzetta. Ebbene, per questo accordo ci sono due grattacieli sulla ex posta della stazione, uno dei quali occupa metà di quella piazzetta. Occupa metà di quelle piazzette, cioè i mestrini non sanno che non solo adesso è invivibile la stazione, ma diventerà ancora più invivibile, perché lì ci cresceranno due grattacieli al posto delle ex poste della stazione, due grattacieli, e poi tutto il resto che adesso vi illustreranno Davide Scano e Stefano Cioatto. Stefano per l'Eco Istituto, Davide Scano per il Movimento 5 Stelle. Prego, a voi. Allora, il problema di fondo, perché non c'è tempo di spiegare i dettagli, è che si fanno nuovi enormi volumi con funzioni che non servono alla città. Sono nuovi alberghi e sono un nuovo centro commerciale, non sarà mica quello che serve alla città. Il problema è che facendo questa operazione si intasa ulteriormente, si congestiona ulteriormente la stazione, che è già la peggiore d'Italia, e cioè si stringono gli spazi pubblici, si stringono quel minimo di parcheggi che ci sono, si stringono i passaggi, si interrompono le piste ciclabili, cioè è tutto l'opposto di quello che si dovrebbe fare. Attenzione, nel progetto c'è addirittura quello di interrompere la pista ciclabile di via Dante che va sotto la stazione, addirittura questo. Questo ufficialmente non è ancora scritto, però lo hanno dichiarato. Ce l'hanno già detto, ma insomma addirittura non l'hanno chiudendo gli altri sottopassi e tenendo tenete presente che è stata la più grande vittoria di 30 anni fa,
fare la pista ciclabile è stato un miracolo sotto la stazione per collegare Mestre e Marghera, è stata l'unica cosa che sono riuscito a fare all'epoca l'assessore della giunta del Rosso-Verde, e quella cosa è stata clamorosa, perché passare sotto 13 binari più la tangenziale, quindi quella pista ciclabile è il minimo che abbiamo costruito in 30 anni. Ci manca solo che venga tradotta in una passerella che passa sopra, perché è molto più complicato montare sopra. Una cosa è avere una piastra che colleghi veramente Mestre con Marghera, con dei negozi che la gente non solo chi va ai treni possa considerare la piastra come un viale urbano, per capirci, che passa sopra. Queste cose in Europa si fanno, ma si fanno se sono veramente integrate con la città, cioè se veramente ci sono i cittadini di Mestre e di Marghera che si abituano a passare sopra la stazione. Tenete presente che bisognerebbe anche fermare le macchine che vengono dalla tangenziale, anche questa è una roba che dura da 30 anni, come in via Oloa si può fare un parcheggio in cui le grandi entrate di enormi migliaia di macchine che arrivano dalla tangenziale si fermino lì, e per entrare a Mestre ci entrano a piedi sulla piastra, perché diventa già Mestre l'entrata. Vuol dire non portare tutte queste macchine a fare il giro solo per arrivare in stazione. Comunque il tema di fondo era quello che avevamo cominciato a dire, finisco velocemente sui temi principali. I volumi sono solo enormi speculazioni, non sono fatti per aumentare la vivibilità e la qualità della stazione, delle funzioni collegate alla stazione. Sono alberghi e centri commerciali. Vi spiegherà meglio più in dettaglio poi anche gli aspetti giuridici di tutto questo Scano, ma cominciamo a dirlo al volo. Cosa significa? Che invece di avere una nuova stazione per ampliarla, per farla funzionare meglio, perché già oggi, voi siete, la parlo semplice perché così capite al volo, già oggi, se entrate oggi nella stazione, non ci sono più passaggi, perché hanno occupato tutti i passaggi possibili per fare un po' di spazio in più a vendere ai negozi che ci sono. Non c'è una sala d'aspetto, non c'è più nulla. Oggi non c'è più nulla. Mestre che ha 90 più avete le statistiche lì, ha più passeggeri di qualunque altra stazione del Veneto e forse di molte altre in Italia, non ha neanche un minimo di spazio per i passeggeri, perché proprio terzo mondo non c'è per aspettare e stare all'aspetto, non c'è percorso, non c'è nulla, e fai lo slalom, andate a vedere. Allora il problema è loro aggiungono una quantità enorme di spazi commerciali e aggiungono un altro albergo. Allora il problema di fondo è, occhio, loro hanno dei volumi oggi, purtroppo li hanno già, perché hanno deciso di togliere le poste e hanno tolto già e spostato il bici park che era lì per trasformarlo in questo tipo di attività. Quello è un volume acquisito, non puoi farci niente, ma aumentare quello e poi aggiungere un'altra torre di 100 metri è un'altra cosa. Il volume diritto acquisito è il volume di quello che era l'edificio delle poste. Se tu lo alzi a 100 metri, non era a 100 metri sta roba, e lo porti avanti e così muro a muro con i palazzi e con gli alberghi di fronte, tu stai intasando ancora di più la strada, stai caricando persone e funzioni, stai alzando il volume che c'era, ma era un servizio alla città. Le poste e il parcheggio delle bici erano un servizio per andare in stazione, adesso diventano albergo e dall'altra parte è commercio. Allora la prima proposta richiesta, che vi spiegherà meglio di me perché l'ha messa anche per fortuna l'ha fatto sul piano giuridico, è non fare una seconda torre, non fare una seconda torre
e la prima riportarla al volume già acquisito, che non è automatico che tu ogni volta da non so quanti metri fossero prima lo porti a 100 metri, vuol dire probabilmente una volta e mezza come minimo, non mi ricordo quant'era prima, e lo porti avanti, per cui stringi la strada e occupi quel poco di spazio per i pedoni, per i parcheggi, per gli stessi posso taxi. dare i numeri se vuoi, E l'ex Palazzo delle Poste aveva una superficie, una SP di pavimento 7.432 metri quadri. Chiedendo quella volta, ancora stiamo parlando del 2014, Piano casa. ha chiesto il piano casa, quindi un incremento del 30%, elevando la superficie a 9.662 metri quadri. Adesso arriviamo a 14.000 e andando a 9.600. 9.000 il primo, 7.000. da 7.000 che era 32, praticamente raddoppia. Poi il numero esatto. E ora 14.000. Sì, questa è la delibera votata l'altra volta. Aspetta, no, era qua nella relazione. 7.432. Arriva a 14.000 e... Chiedendo loro passano a 9.662 col piano casa e arrivano adesso a 14.000. Guarda, vuol dire raddoppiare il volume. Quanti piani sono? Era già il volume più alto che c'era. Sì, no, ma andando a 14.000. Sono 100 metri. Sono 100 metri. Che Dividi più o meno per 3 o poco più. O... 30 piani. Allora, anche un po' 30 piani. Ah no, è 30 piani. sì, 30 piani sì, perché 3 per 30 fa 90, quindi anche se 3 Sì, considera, può essere. basta scrivere una trentina, Considera insomma, che sono 30 piani e dopo avrai il piano scusa, a livello terra, che sarà più alto perché quello è il camminamento, e poi il sotterraneo, l'interrato, che fa sempre volume che è galleria commerciale. Cioè, quindi voi chiedete di non fare la seconda torre e la prima riportarla a 15 e riportarla a misure che A aveva. 9.600. Sì, quello che aveva anche prima. col piano casa, ok. Anche col piano casa comunque sarebbe noi una cosa temiamo di non ridotta. poter fare marcia indietro, per cui se già gli hanno dato il piano Ma casa, anche perché è di proprietà del privato, cioè È un quella privato. delle poste, Sì. E l'altra purtroppo- è del tutto gratuita. È con una legge regionale vanno a 9.000, per cui grazie alla regione da 7.000 vanno a 9.000 e grazie a questo tipo di accordi vanno a 14.000, dopodiché ne aggiungono un'altra, anche questa 100 metri, quindi Che è quella che dimezza la piazzetta dei taxi. allora, E si mangia gli spazi della polizia, Certo, da certo. Polfer, si mangia i bagni, dovranno spostare i bagni. dalla la cosa stazione più da- da far capire che questa cosa parte in teoria per finanziare il miglioramento della stazione, che con queste situazioni di nuove funzioni che non c'entrano un cavolo si aggrava, perché diventa tutto più congestionato dentro e fuori. L'accordo si chiama riqualificazione della stazione e non è vero niente. Quindi E collegamento di stiamo Mestre Bandiera non è dando vero alla niente. speculazione privata delle enormi volumetrie con interessi che non hanno niente a che fare con l'interesse pubblico della stazione, dicendo che lo si fa per riqualificare la stazione e per, seconda cosa non garantita addirittura, e per la piastra che deve collegare Mestre con, perché non è garantita. Hanno un anno di tempo per vedere se trovano ulteriori investitori disposti a spendere, ma il progetto non è minimamente collegato col progetto Salini di Via Ulloa, per cui i volumi dall'altra parte e le funzioni anche quelle private. Seconda parte del discorso. Quindi siamo alla piazza. Adesso Siamo alla piazza. stiamo sul sud della stazione, verso Margherita. Stiamo alla piastra. Allora, quella piastra lì, per funzionare, deve avere delle persone che vogliono andare a Mestre o venire da Mestre, perché sennò quella piastra non funzionerà mai. Scusate, Ma- la chiamiamo la piastra di Marghera? Come la chiamate? La piastra sopra la stazione. Ah, Quella piastra, per funzionare, guardate che c'è già un fallimento di questo tipo di cose A Tiburtina. bravo, vedo che sei bravissimo. Ma anche a Torino, a Valsusa. Ci sono queste cose e falliscono, perché dopo falliscono, ma siccome la gente non è scema, l'investitore non lo trovi, perché se non gli garantisci una vera fruizione urbana,
cioè di migliaia di persone che vanno da Marghera a Mestre e da Mestre a Marghera, non funzionerà mai e quindi non trovi gli investitori. Siccome hanno un anno di tempo per vedere se trovano gli investitori, se i due progetti che oggi saranno separati, quello della stazione che però non garantisce il funzionamento del rapporto con Mestre e quello di Salini che viene spaccato in 4 sottooperazioni e non è collegato alla piastra, non funzionerà in partenza, non è garantito e non è in grado di funzionare, per cui tutte e due le operazioni chiave, riqualificare la stazione da un lato e integrare Venezia Marghera con Mestre e viceversa, sono due obiettivi che non vengono raggiunti. Ma su questa piastra cos'è previsto? Sempre negozi? Allora, galleria commerciale, ti spiego. camminamento pedonale, pista Ti do una ciclabile. copia intanto delle osservazioni. Ah, là va la pista ciclabile. Sì, la spostano, non Sì. c'è più la... Là viene fatto con l'elemento Dopo Allora. parliamo in positivo, ma intanto ti aggiunge lui. Allora, noi abbiamo fatto, sì, come meetup, insomma, come gruppo urbanistica, abbiamo fatto le 4 osservazioni, dico 4 perché le abbiamo divise un po' per settore. E quindi ce n'è una di principio, che è la prima, poi ne abbiamo fatta una sul commerciale, una sulla mobilità e una sulle funzioni turistiche, sugli alberghi. Allora, prima cosa proprio di principio, ci sono dei soggetti che mancano, cioè l'accordo di programma può coinvolgere anche privati, qui invece ne mancano almeno 2. Uno è il proprietario l'ex Poste, che adesso è passato di proprietà, si chiama Propco Stazione Mestre SRL unipersonale, secondo me è una SRL costituita ad hoc per l'operazione, non so chi. Sì? il signor Club. Ah, ok. Comunque, quindi lui non è presente nell'accordo di programma e in realtà avrebbe dovuto essere presente perché gli modifichiamo le cubature, ovvio che sarà contento, però sarebbe stato come minimo da coinvolgere anche lui. Il secondo soggetto che non è coinvolto e che invece dovrebbe, compare addirittura nelle planimetrie ed è l'area di via Ulloa, quindi Salini. Ulloa è Questa qua, nell'altra parte della piazza. È enorme. Questa qua avrebbe dovuto essere ricompresa nell'accordo di programma, Non si toccano neanche. quantomeno proprio in funzione organica, cioè quello che diceva il prof, di far sì che, essendo coinvolti, la piastra appunto arrivasse lì e fosse certo che arrivasse e fosse altrettanto certo che venisse realizzata. Perché al momento, sulla base delle carte che ci sono, non è certo che venga realizzata. Si dice che si dà la palla alle ferrovie dicendo trova un investitore, presumibilmente per farci una galleria commerciale. E poi eventualmente in subordine, in secondo piano, la prenderà il comune, dicendo altrettanto, cioè prendendosi anche l'impegno di farla. Però siamo sul piano delle intenzioni e invece tutto il carico di standard che questi signori piuttosto che questi dovrebbero produrre si sarebbe potuto tradurre nella piastra, cioè tu mi devi tot standard e opere di come dire, costi di costruzione eccetera eccetera, bene, opera di urbanizzazione a scomputo, mi fai la piastra e così magari non sono nemmeno, come dire, non mi impicco a farci l'ennesima galleria commerciale, perché questo è quello che si adombra, cioè loro immaginano vabbè, andiamo in ordine di rendere appetibile la pista ciclabile, cioè chiaro che dopo è l'unica cosa che gli viene per trovare nuovi investitori, l'unica cosa che gli viene in ma mente, se tu lo metti come solito, standard sei obbligato a farla, ma siccome invece è lasciata fuori alla ricerca di investitori non ce la poi altra cosa importante, l'accordo, anche questa di carattere tecnico, l'accordo di programma costituisce variante, loro lo scrivono che è una variante, in realtà non ha le caratteristiche di variante, cioè non si capisce che cosa viene modificato, cioè io sono dovuto andare a prendermi la delibera del 2014, vedere qua i dati, dire la prima torre era da 7.000 erotti metri quadri, cambia in 14.000, ma non c'è uno specchietto nella loro documentazione in cui viene spiegato questo. Non è vigente.
questa per qui, cui è un problema di Ferrazzi. però questa è il mandato al sindaco, esatto, il mandato al sindaco, ma comunque i 7.000 rotti sono il base, c'è. Le hanno addirittura aumentati a Sì, ma dico i 7.000 ci sono, è la conversione in metri cubi delle vecchie poste, quindi di per sé ci sono. Oltretutto, quindi ci sono vari aspetti di modifiche proprio. Ve ne cito un'altra di molto importante. L'area, la C2RS 66, che è questa qui, verso il Piraghetto. la zona è quella che dovrebbe essere attaccata al parco del Piraghetto. Sì. Bene, nella scheda norma della C2RS c'è scritto che vengono ceduti più di 5 ettari per allargare il parco. Bene, guardando le loro planimetrie e quello che scrivono, perché ci sono vari passaggi, probabilmente adesso ne recuperiamo 2 ettari, 2 ettari e mezzo. E anche questa è una modifica. Loro hanno scritto. Allora, nella scheda norma originaria di quella C2RS si dice C2RS vuol dire piano regolatore vigente. sono quelle zone, vi ricorderete le C2RS, sì, quelle zone lo so. in cui c'è residenza e poi una buona parte viene ceduta al comune. Bene, qui cosa fanno? Anzi, vanno in deroga a quello che era già previsto nel PRG, ovviamente, per 5 ettari e mezzo, e si mangiano, ci cedono come standard a verde solo una parte, nell'altra parte dicono 4.000 metri quadri al comune per farci edilizia residenziale sociale, e poi addirittura c'è scritto a Ferrovie, scrivono verso Ferrovie, tieni in considerazione di mettere lì vicino al parco gli standard a parcheggio dell'ex poste, cioè dell'UMI 2. Ah, ok. Quindi si dimezza l'ampliamento del parco. Si dimezza il parco. In cambio di nuove costruzioni e parcheggi, trasferiti per beneficiare, capito? Le torri aggiunte di là. Cioè, no, per beneficiare il privato, che in realtà per quanto riguarda il Palazzo delle Poste non si capisce dove farà gli standard. Forse non li fa. L'unica cosa che è indicata è che come standard a verde ci dà l'area dei giardini del parco dei ferrovieri, che in realtà noi l'abbiamo già segnata come standard a verde, insomma. E quindi queste sono, diciamo, eccola qua, 54.000, sì, 5 ettari e mezzo, e più o meno ce ne mangiano metà. Poi le altre cose sono, appunto, un po' sono state dette. Quella delle superfici commerciali, noi abbiamo fatto dei ragionamenti a spanne, quindi c'è e anche questo, cioè il fare dei ragionamenti a spanne è veramente incredibile, cioè se questa cosa costituisce variante non è possibile che le superfici non siano ben indicate, cioè tu mi devi indicare che cosa modifichi, dove sono gli standard che mi produci con quello che realizzi, e invece non c'è nulla, cioè veramente un bambino delle elementari, non lo so, studente del primo anno di urbanistica, guardate che lo standard è il punto chiave, perché lo standard è per legge. Se tu non lo fai e lo monetizzi o lo fai 3 km più in là, la norma di legge è fatta perché se fai delle cose nuove devono avere i servizi, gli spazi che servono, e sono gli standard. Se non dici che li fai e dove li fai, la stazione, che aumenta di funzioni e di volumi, peggiora invece che migliorare, perché gli carichi su quei pochissimi spazi di standard che avevi prima altre 2 sberle di quel tipo lì. La parola mancanza degli standard è il punto chiave rispetto all'aspetto giuridico e funzionale. Poi per il commerciale, tanto per darvi proprio i 3 numeri a spot, avremo la galleria commerciale nell'interrato, cioè la stazione del tram, ok, si ricollegherà perpendicolarmente, scusate, fino alla stazione. Quindi lì per quello si mangiano, cioè la pista ciclabile. Loro dalla stazioncina del tram scavano, ci sarà tutta una galleria interrata che arriva in stazione a Mestre. E quindi tutto commerciale, anche lì almeno 3-4 mila metri quadri circa, secondo i nostri conti. Poi abbiamo
abbiamo del commerciale previsto nella C2RS, questa qui, questa ha del commerciale dentro, 4.300 metri quadri, questa qui, quella del Piraghetto. Lì comunque trovate tutti i numeri sulle osservazioni e ci sono le medie strutture di vendita ammesse, quindi anche lì potenzialmente potremmo fare commerciale. Poi probabilmente c'è del commerciale sulla piastra, come abbiamo detto prima, anche qui mal che vada 3-4.000 metri quadri anche qui, e poi abbiamo 13.500 metri quadri di SP commerciale nell'area di Via Ulloa. Cioè, quindi sommando tutto a spanne potremmo dire di essere abbondantemente sopra i 20.000 metri quadri, quindi fuori veramente un altro centro commerciale, sommando tutto. Sugli alberghi poi esatto, Carlo parlerà della mobilità che è il più ferrato. Sugli alberghi noi abbiamo appunto, c'è la discrepanza rispetto ai metri quadri che erano previsti prima, innanzitutto sul Palazzo delle Poste, e poi abbiamo questi due che appunto sono 28.000 metri quadri, quindi noi abbiamo fatto a spanne 85.000 metri cubi, potrebbero essere circa 2.000 camere d'albergo. Io ne avevo calcolate 3.000. Sì, io sono stato al largo, ho messo 45 metri quadri a stanza, considera 45 metri quadri è un buon albergo. E tieni conto che hai, scusami, tieni conto che hai l'albergo anche sull'area Poi Salini. c'è un albergo nell'area Salini, ci sono... Sì, non me lo ricordo, aspetta che l'ho segnato anche qua. Sarebbero questi due qui? Questi due, sì. Hai due alberghi. No, scusami, questi due, l'abbiamo girata. No, questa è area stazione, questi sì, no, due e qua ce n'è non me lo ricordavo, Salini, sono due, sì. Che si affiancano alle due grattacieli della polizia. Esatto. Il dato importante sull'alberghiero è questo, che io ho sentito le categorie. Vi ho messo i dati aggiornati al 2018. AVA dice che ha avuto una flessione del 15% nel fatturato a Venezia e dell'8% a Mestre. Quindi la situazione, diciamo, a turismo inalterato, potremmo dire, e comunque crescente, con due soli ostelli realizzati, cioè quello del Plaza e quell'altro dell'AEO, noi abbiamo avuto questo effetto. ABAV dice ancora peggio. ABAV con i suoi associati, che comunque è un dato diciamo abbastanza verosimile, dice flessione delle prenotazioni del 40% a Venezia e del 30% a Mestre. Sì, ma Scarpa l'ho detto già più volte. Cioè, quindi no, l'abbiamo messo appunto perché chiediamo quindi riportare le previsioni dell'UMI 2, cioè del Palazzo delle Poste, al dato originario e di stralciare completamente l'altro. Cioè non abbiamo nessun motivo di fare piaceri alle società immobiliari della stazione. Lì questa qui può andare avanti per conto suo, cioè è una C2RS a tutti gli effetti, con 5,5 ettari di verde da cedere per l'allargamento del parco e con della residenza sopra, punto. Non abbiamo necessità se non appunto la necessità di coordinarci con loro per realizzare eventualmente la piastra, che è l'unica cosa pubblica che abbiamo ravvisato in tutte le carte. E che è la cosa più incerta. E che è spostata tra l'altro non di fronte a Via Piave, ma addirittura dall'altra poi sulla mobilità adesso io lascio la parola o certo al contrario, così come è scritta ad oggi la piastra non è sicura, perché bisogna cercare questo nuovo investitore. Qualora l'investitore non si trovasse, la palla ritorna in mano al comune, che dovrà cercare un investitore. Esatto. Ok. Cosa ci va sulla piastra, Michele? Negozi, pista ciclabile, un camminamento? Sì, niente, ancora non si sa, è tutto incerto. Ed è posizionata non di fronte all'asse. Qua allora non è tanto corretta, perché questa è Via Piave. Invece sì, ma non è così, è proprio. Questa è Via Piave, sì, no? è spostata.
è spostata, è fuori, per cui non è neanche il collegamento via Piave via Cappuccino. Deve collegarsi con questa operazione, cioè praticamente è tra Piazzale Favretti e il nuovo BC Park. Sì, di là, sì. Giusto? Sì, Sì. di là, sì. Ma Adesso dove l'hai costituito? Che per essere una piazza e per essere fruibile, se non collega quello che c'è sulla stazione con quello che sta nascendo dall'altra parte, non sarà mai fruita, non sarà mai sufficientemente frequentata per giustificare la cosa. Posso fare una domanda? Perché dalle mie informazioni non sarà neanche collegata con quello che verrà fuori qui sotto, cioè questo tunnel che è previsto sotto, sotto le due torri, e sotto di fatti la piazza è da sopra. quello che io so non avrà nessun modo di collegarsi alla piazza, verticale? Perché la piastra, da previsione comunale, non ha delle scale mobili di collegamento con i binari, e quindi mi chiedo che senso. Sono 3 piani di allora, la galleria 2 è quella che va dal tram alla stazione. Allora c'è una galleria interrata con spazio, hanno rovesciato la piastra sottoterra, spazio commerciale. La galleria interrata. Diciamo che la piastra si chiama foglia di fico per fare le operazioni immobiliari di cui abbiamo parlato fino adesso. Ma però non ci sarà mai. Chiamiamola così. È certo al contrario. È certo al contrario. È certo al contrario. Sì. Io darei la parola a Carlo che deve illustrare queste ultime cose che ha portato. Tu sei convinto non Allora, le piastre sono operazioni. Vabbè, pazienza. Per i contenuti ma non importa. Io direi. Le piastre sono operazioni molto delicate, molto difficili, molto impegnative. Chiedono un equilibrio, uno sforzo finanziario che giustifichi la fatica dell'intervento di fare una struttura in mezzo ai binari, che chiede una concentrazione e un coordinamento tra i diversi interessi, tra i diversi fuochi urbani, perché funzioni, straordinaria. L'esempio di Tiburtina è drammatico, perché non funziona, perché non è collegata né la città di qua né la città di là, è una separatezza tutta chiusa interna alla stazione, in cui bisogna salire a 10 metri, perché sono 7,5 di franco ferroviario più 2 di struttura, si va a 10 metri, come andare al terzo piano di un edificio. Se non c'è un raccordo integrato, progettato, di fisico tra la città che è di qua e di là, tra le piazze, con un sistema di raccordi e di profili gradonati che porti gradualmente con una larghezza adeguata il livello a più 10, questa cosa rimane una monade così separata, assolutamente non attrattiva, non funzionale. Non a caso hai osservato la contraddizione progettuale di fare un pezzo sotto la piastra di collegamento con il treno, un pezzo sopra, le due cose totalmente a voce. Sono una contraddizione che mette in mora intrinsecamente la piastra, e la piastra può funzionare se ci sono 2 città piene intorno. E la città piena è, se per quanto si farà, l'intervento di via Ulloa barra Cita, perché via Ulloa si confonde con via Ulloa, in realtà è il cosiddetto intervento Ulloa, ma è l'area Cita. Allora, se noi immaginiamo un progetto di sistema di intervento su tutta l'area che sia orientato con il fuoco sul punto di innesto della connessione urbana, sia planimetricamente che abbia un rapporto con le piazze di Marghera retrostanti, attraverso il parco, chiuda la piazza nella direzione dell'imbocco della piastra e che gradualmente porti alla quota di più 10, questa cosa può funzionare, è straordinaria, ma bisogna farla così. Se faccio un progetto totalmente avulso in cui attacco una passerella, rimarrà per sempre una passerella desolante e vuota. Lo stesso lato Piave. Io devo pensare a una larghezza di riqualificazione urbanistica dell'intero intorno che non lavori sul sedime dell'attuale stazione, perché è sacrificato, è miserente, è insufficiente. Devo coinvolgere l'intero insieme. Scusa, se guardate le ultime 2 foto che vi ha passato Carlo, aspetta che ci arrivo. Allora, io vorrei, sì, ma ci arrivo adesso. Allora, questa cosa qua però vi fa fare un salto logico di scala, non so se l'avete già accennato prima o meno. Queste schede, che sembrano un po' poco parlanti, ma in realtà dicono molto, basta guardare i numeretti che sono qui, mettono in confronto una rilevazione della superficie e delle profondità, intese come larghezze proprio
piazzale di stazione tra i principali capoluoghi del Triveneto. Non sono tutti perché non ho fatto tempo materialmente, insomma, ma sono anche come le principali, sono Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo come minore, Verona ancora di più. Voi vedete che in termini di superficie la stazione di Mestre è ridicolmente sacrificata, meno della metà, meno di un quarto, meno di un decimo di Padova, ha una superficie ridicola, ha una profondità che è, non dico inadeguata, è anche quella ridicola, si va 8 metri e 18 metri. Una quantità di superficie del tutto inadeguata alla stazione. Vi porto all'ultimo foglietto del documento. No, all'ultimo foglietto di questa cosa qua, no? Forse non l'avete guardato bene. Sono i numeri che sì, ma guarda i numeri. È straordinario, si è sottovalutato, non si è capito, neanche l'amministrazione ha capito. Siamo di fronte alla stazione ferroviaria più importante dell'intero nord-est. In termini di flussi di traffico è più carica di Venezia, ha 31 milioni di viaggiatori anno, 85.000 persone che si muovono ogni giorno. È poco sotto Bologna ed è in assoluto la maggiore di Verona, di Padova, di Trieste, di tutte le altre. È la stazione principale del Veneto. Tra l'altro quella che ha un servizio di terminali, di capolinea nazionali e internazionali. E la tratti in quel modo lì. Neanche 2000 metri quadri di superficie, neanche 18 metri, non fa neanche la manovra di un pullman. Ma ci si rende conto? Diciamo qualcosa sulla mobilità. Allora, questa cosa chiede un rivolgimento complessivo dell'approccio. Io devo pensare questa stazione come una stazione nazionale e devo sforzarmi di avere un piano di riqualificazione tutto largo intorno, che primo non perda un metro degli scoperti liberi attuali, pubblici attuali, non perda un metro. Vi faccio presente, guardate la penultima e l'ultima di queste immagini, è lo stato attuale e lo stato accordo. Attualmente abbiamo 2500 metri quadri, la metà di tutti gli altri, un quarto, un decimo, e 18 metri quadri di massima ampiezza in corrispondenza all'edificio della polizia. Eccola qua. Questo è lo stato attuale. Lo stato riformato perde tutta questa superficie, si riduce di un terzo e si restringe proprio la parte di maggior profondità, quella che dà un minimo di respiro di manovra. Cioè si sacrifica, non solo è sacrificata, ma la si punisce ancora di più. Che concezione! Diventa ancora più piccola. Diventa ancora più piccola, ma allora, io non l'ho fatto, ma se noi facessimo... sì, perché in realtà dall'ex post viene spostato più in qua e qua si fa lo spazio del +2, no? Che occupa questo piazzale. Allora, se si fanno le verifiche di funzionalità ciclabile, veicolare, di intensità di trasporto pubblico, di spazi pedonali, rispetto agli standard di progettazione di quanta superficie serve a ognuno che si muove, la stazione di Mestre è su tutti congestionata, siamo oltre misura di ogni livello minimo di funzionalità. Allora, bisogna rovesciare consistente delle persone che andranno in forza degli esterni. Vi faccio presente che stiamo continuando a perdere ogni mese metri quadrati, perché negli ultimi anni, decenni e anni, abbiamo perso lo spazio libero che c'era tra la strada e il parcheggio Silos, che la recinzione è sopravanzata. Abbiamo sopravanzato lo spazio di fronte all'albergo Trieste, restringendo il marciapiede a 80 cm, il marciapiede di 85.000 persone, all'uscita dalla stazione abbiamo 80 cm di marciapiede. È una cosa da vergognarsi, cioè non lo so, non c'è nessuna percezione, comprensione dell'importanza di questa stazione, che è nazionale, e riduciamo i marciapiedi a 80 cm, fino al massimo di aver perso con l'edificio di Silos dell'ultimo parcheggio della ferrovia, edificato a filo strada, senza neanche allargare di 10 cm di marciapiede, e sacrificando la pista ciclabile, costringendo le macchine a fare una manovra che non ci stanno neanche in strada. E l'ultima ciliegina, la privatizzazione dello spazio di fronte alla piazza, che è stato recintato in modo chiuso, e anche quello del Bologna, anche lì recintato con privatizzato. Per carità, se è privato si paga, si espropria. Io non voglio confiscare le cose, ma gli spazi che sono a uso pubblico, aperti al pubblico, devono essere conservati come un pregio enorme, un valore enorme, proprio in questa situazione critica, asfittica, congestionata. Non c'è stazione così punita, così castigata, così ignorata e umiliata come la stazione di Mestre a livello nazionale. Lo posso dire con franchezza, dal punto di vista dell'estensione urbanistico, ma funzionale di mobilità. Che è, posso dire,
quello che loro muove, cioè loro a parole le prime cose che scrivono negli atti è che lo fanno non solo per riqualificare, ma per dare più interconnessione, mobilità agli utenti della stazione. L'assurdo è poi che se diamo questi progetti in mano a grandi stazioni o medie città, 100 stazioni, come si chiama l'immobiliare di FS, arriva alla ristrutturazione della stazione interna del fabbricato viaggiatori, che programmaticamente riduce lo spazio dei viaggiatori, toglie le sale d'attesa, stringe le gallerie commerciali, massifica l'esposizione, lo sviluppo metrico delle vetrine, ma castiga i passeggeri. A tutte le ore ci sono le persone sedute per terra. Io l'ho detto in faccia, è stato un convegno fatto a Marghera. Avete umiliato l'azione di Mestre perché non c'è neanche un minimo di standard di funzionalità, di mobilità per i passeggeri che sono costretti a percorsi tortuosi, affollati, senza servizi, per vedere lo sviluppo commerciale. È il contrario dell'approccio delle stazioni svizzere, che invece magnificano al massimo l'esposizione dei treni, dei marciapiedi, degli spazi liberi per percepire l'utilità, l'attrattività della mobilità. E qui è il contrario, quindi si punisce sistematicamente la funzione di mobilità e per tutti i fini e scopi. Tu avevi idea anche rispetto a Mestre al discorso del allora, se si fa un ragionamento in positivo, il documento ragiona in positivo, al di là delle critiche giuste, sacrosante, ovviamente all'accordo di guardiamo lontani. Allora, bisogna pensare, percepire la necessità di una riqualificazione strategica complessiva del sistema della stazione, che è fondamentale, proprio perché, tra l'altro, bene o male, volenti o nolenti, abbiamo una funzionalità turistica enorme, già così è nei fatti. Questa è la porta della città. Ci sono 50.000, 60.000 persone che entrano da qui e vedono e percepiscono la città qui. Allora, dobbiamo allargare radicalmente il perimetro dell'intervento del piano di riqualificazione lato nord. Dobbiamo coinvolgere tutti gli isolati che sono di fronte alla stazione, perché possiamo ragionare di allargamento di spazi pubblici aperti alla mobilità, il che vuol dire, prima cosa, proprio per la ristrettezza degli spazi, assumere come obiettivo e perseguirlo nelle scelte concrete di decongestionare la strada della stazione liberandola dal traffico di attraversamento. Dobbiamo arrivare, siccome lo spazio è poco, come obiettivo di qualità, a pedonalizzare quella piazza, l'intero piazzale di stazione, compatibilmente con le funzioni di mobilità, il che vuol dire che mantengo l'attestamento e le fermate del trasporto pubblico, l'attestamento e le fermate dei taxi, ripristino le piste ciclabili in continuità che sono state cancellate di fronte alla stazione, non si riesce neanche a entrare nel sottopasso e abbiamo compromesso per sempre la possibilità di andare in via Trento per allargare quel maledetto parcheggio silos che hanno fatto a filo muro, a filo confine. Quindi ripristinare le funzionalità di ciclabili e dare spazio ai pedoni e dare larghezza. Pedonalizzare non è corretto, nel senso che teniamo comunque. Io l'ho scritto diversamente, è un intervento drastico di ZTL e di moderazione, ma percettibilmente io escludo dall'area della stazione tutto il traffico privato. Quello è l'obiettivo, perché devo farci passare solo qualche taxi e solo qualche autobus. Allora, questo chiede di pensare a un'alternativa di viabilità che è tuttora possibile in prosecuzione dalla cavalcaria di Mestre di via Cappuccina e che raggiunga via Piave dietro gli alberghi, a margine dell'area ferroviaria, delle aree dei ferrovieri, scusate, e che attraversi via Dante negli spazi che sono destinati al completamento urbanistico di via Dante e arrivi giusto dietro l'albergo appena realizzato dietro al Plaza. C'è quel moncherino di strada che si infila proprio in testa alla zona dei ferrovieri e lì si riesce a ricostruire. È un'operazione chirurgica. Dove c'è Andra? Dove c'è quel parcheggio che è abbandonato? Sì. Sì, anche lì c'è un parcheggino che si entra da dietro, si entra da davanti. Lo spazio è stato usato per qualche mese qua c'è il sottopasso del tram. Vediamolo qua direttamente. Qua finisce via Cappuccina, il sottopasso del tram. Eccolo qua, allora, a destra. È questa strada qua. Questo è l'albergo costruito da poco, no? Dietro il Plaza. Questa stradina, qui sono i ferroviari che cominciano, questa strada qua, qui piega e va in piazzale Bainzizza adesso, la strada c'ha un angolo, e invece si ponda dritti, si attraversa via Dante, aree libere da completare e si è in testa alla rotatoria della cavalcaria. È l'area che avevano usato per i lavori del tram, ti ricordi? Per deviare. Esattamente, lì sono previsti dei completamenti insediativi di
non voglio discutere le superfici. Come si chiama la strada? Non credo. Vianda è via Ortigara. Forse controllate. Non chiedo di compromettere i volumi e superfici già acquisiti nelle zone da completare. Abbiamo fatto verifiche qualche anno fa con un modesto aggiustamento di forma, ma proprio modesto, perché sono già scanditi in corrispondenza della strada gli edifici previsti nei vecchi piani, gli ultimi piani disponibili. Quindi, riconoscendo i diritti acquisiti a tutti, si aggiusta la superficie per passare. Questo vuol dire che tutta la connessione tra il cavalcavia, l'accesso urbano e via Piave non avviene più attraverso la zona della stazione, la libero del traffico. Come si chiama quell'area lì vuota in fianco? Io l'ho chiamata a cavallo di via Dante, via Cappuccina, quella fascia lì non c'ha uno. Era quella di Lastrucci, Campo delle era quello di Lastrucci, giusto? È tuttora di Lastrucci. O è di Lastrucci, credo ancora. Credo che ci fosse la vecchia Pagnacco di qua, in adiacenza al. Cosa c'era? Un progetto di parcheggio? Questo è il silos, dietro il silos e c'è immediatamente l'area libera. Di là c'è l'ex Pagnacco degli anni 40 e 50, che è in fase cadente, collabente come si chiama casualmente, che è in fase di attesa. Quindi passando in mezzo, rispettando i diritti acquisiti, non voglio per carità di discutere le volumetrie adesso, sono già acquisite, è un'operazione chirurgica. Io dico, se anche non ci fosse lo spazio, piuttosto, vista la rilevanza nazionale di questa operazione di città di stazione, io sacrifico anche l'ultimo modulo dei ferrovieri, cioè taglio la fetta agli ultimi 10 metri, sacrifico, acquisisco e indennizzo la proprietà, ma se ci fosse, secondo me non c'è bisogno di questo, ci sta, un'operazione metrica, ripeto, chirurgica metrica, ma è fondamentale. Tra l'altro dovete trovare anche il consenso degli alberghi che si trovano affacciati su una strada di trancio anziché su un retro, e quindi forse anche i proprietari si vedono incentivati nella valorizzazione delle loro superfici, quindi è una cosa che può andare anche a sommare. E questo, tutta la connessione di accesso via Piave. Il traffico che oggi passa qui tu lo sposti qua. Allora vuol dire che ripenso. La prima l'ha già fatta lui su via Uloa, mettere i parcheggi a Marghera in maniera che la gente arriva. Ripenso tutta questa superficie qualificandola come vero piazzale di stazione, liberato dalle automobili, lo pedonalizzo per 3/4, salvo quegli accessi ovviamente di traffico limitato che si diceva prima, no? Posso anche pensare a operazioni di innovazione architettonica questa logica che coinvolgano, perché a questo punto se faccio il piano posso coinvolgere in positivo anche le proprietà proscricenti. Si possono valorizzare. Addirittura io posso immaginare che la piastra continui in quota, mi sviluppi una parte di galleria, si raccordi ai secondi piani degli alberghi, realizzi una pedonalizzazione, un secondo livello di terziario su via Piave. Posso lavorare progettualmente, ma questo vuol dire che rovescio completamente il pensiero. Posso accettare anche cambi d'uso importanti, sviluppi terziari, qualche cubatura in più, ma che è pensata tutta per giustificarsi e riuscire a realizzare questa qualificazione. Questo è qualificare la stazione, è pensare a un insieme urbano nuovo. La seconda parte, tenete presente che da 10 giorni è sui giornali, tutti i vostri giornali, il progetto di Salini via Uloa e l'operazione, sto dicendo proprio questo. L'operazione l'ha notevolmente peggiorata, perché sono anni che seguiamo la faccenda, perché questo vuol dire riqualificare a nord, vuol dire allargare tutto il piano eccetera eccetera. L'altro lo stanno già facendo, cioè è da 10 giorni che parecchi di noi stanno cercando, nessuno riesce a avere i disegni. Tu hai pubblicato delle immagini e le abbiamo viste, ma i disegni veri del piano non ci sono. Non li ha neanche Marghera, ed è la ristrutturazione che Marghera aspetta da 20 anni. Allora, quella cosa che lui spiegava prima, bisogna da una piastra che è alta integrarsi fino verso progettualmente, architettonicamente, ma l'hanno spaccata. A me dicono, tu che hai già avuto una foto, ma una foto, lui non lo so se ha dei canali, se riuscite ad avere dei canali, vi segnalo qual è il problema che a noi è arrivato, e cioè che l'operazione che già prima litigavamo che basta per farla in un certo modo integrato alla piastra, perché non è da oggi che discutiamo di saldatura Mestre Marghera, la grande operazione per farsi che un parcheggio dalla tangenziale, per mollare le macchine, per integrarsi col parco che hanno messo per ultimo anche là,
lo faranno Dio sa quando. Occhio, controllate le priorità, i tempi, le fasi, e partono con 4 operazioni, cioè non è una operazione di là integrata con la piastra e quindi con Mestre, è disintegrata in 4 operazioni, guarda caso, una di alberghi, una privata su residenza, una non le sappiamo tutte. E il parco non si sa chi, perché il forse parco, non c'è più. Occhio, il parco non è un caro, è lo standard. Il discorso di prima, il parco è la parte dovuta per legge, però il parco è messo per ultimo, quindi facciamo tempo a morire tutti, Dio non voglia. Vi sto dicendo che il problema, altro che il parcheggio per la tangenziale per togliere le macchine che non devono fare il cavalcavie per venire a Mestre, ma soprattutto non riesci neanche alla piazza a collegarla con il massimo di cubatura e quindi di funzioni di persone, perché se tu l'operazione la spacchi in 4 sotto-operazioni, occhio, autonome, cioè ne puoi fare una e poi vedremo quando il mercato dirà ne farò un'altra e poi un'altra e un'altra, sono 4 pezzi, hai già distrutto in partenza la condizione per far funzionare la piastra e il passaggio sopra la stazione. Quindi l'invito a voi che avete la possibilità più di noi di avere carte è di far venire fuori, perché vi dico che tutti i giorni, sperando anche per oggi di averle, e non ci abbiamo provato fino a sabato, non si riesce a avere le carte, però chi ha capito che stanno diventando 4 sotto singole operazioni speculative immobiliari che non c'entrano più nulla tra la saldatura di Mestre. Io volevo portare l'argomento iniziale per cui si diceva che mancano dei soggetti all'accordo di programma, non è solo giuridico, è anche sostanziale, cioè se ci sei dentro posso mettere, cioè possiamo accordarci. Il programma non cita minimamente i privati. È quello che diciamo. No, però a livello normativo possono partecipare. La cosa che stupisce è che tutti sanno che ci sono i privati interessati e lo si sa. Non lo scrivono. Ma non ci sono e non firmano da 20 anni. Forse non è un però caso. Nell'accordo anche perché avrei potuto iniziare non viene minimamente mai citata la proprio parola. Giuridicamente l'incompletezza dei dati ti fa fare le osservazioni male, cioè anche come cittadini ti fa fare le osservazioni per quello che c'è, e al tempo stesso non hai potuto argomentare tutte quelle osservazioni che faceva Carlo sull'altra area di connessione, di mobilità, cioè se c'è nella planimetria, ma in realtà no. Allora, quello che non va fatto e va recuperato guardando la stazione nel punto A, cosa va fatto e con che preoccupazione e con che obiettivi nel lato nord lo trovate nel punto B, precisato con dettaglio, insomma schematico, punti ma chiari. Vorrei soffermarmi un attimo sul punto, cioè il lato sud, perché il lato sud, non so come l'ha spiegato chi mi ha preceduto, ma non l'ha spiegato. Adesso ho detto 2 nomi. Ecco, invece è importante ed è altrettanto strategico, di grandissima prospettiva, perché finora abbiamo pensato e ragionato solo, finora pubblicamente, di parcheggi sull'area di Via Ulloa. È ben di più. Va replicato sul lato sud un pensiero totalmente nuovo di accesso alla stazione, non di entrata in Via Ulloa solo, perché l'entrata di Via Ulloa va risolta senza attraversare il quartiere, no? Si è sempre detto dobbiamo pensare a un accesso per Via Ulloa da nord con una infrastruttura di snodo che sia completa, mentre nei disegni che stanno venendo avanti pare che si entri e non si esca se non andando fino alla rotatoria del Fincantieri, forse, perché c'è l'entrata ma non c'è l'uscita, non si riesce ad andare a sinistra. Si è pensato nel tempo a una rotatoria in superficie, ma questo penalizzerebbe il traffico di attraversamento che viene in città, perché è tanto quel traffico. Oppure un impianto sotterraneo con uno svincolo a trombetta, ma poi non si è perso, si è cancellato, non lo so. Perché si è pensato però solo rispetto all'Ulloa. Invece io sto dicendo una cosa in più. È possibile fare e pensare questo sistema di mobilità per la stazione. Noi proponiamo, l'abbiamo già verificato a suo tempo con un laboratorio di urbanisti qualche anno fa, dobbiamo ancora aspettare di pubblicare i disegni, siamo un po' in ritardo, colpa mia, ma insomma la verifica che è stata fatta è questa: è possibile inserire in corrispondenza dell'attuale raccordo tangenziale cavalcavia un nodo nuovo, completo di servizio alla mobilità urbana complessiva. In questo nodo di superficie, che è innanzitutto un sistema rotatorio, consente le manovre di andata e ritorno, di inversione di manovra, di attestamento a tutta una serie di utenze
che attualmente entrano in città, e sono i privati che fanno Kiss and Ride, si dice, cioè accompagnano alla stazione, che devono entrare nella città di Mestre, ma sono anche i trasporti pubblici del quadrante sud, sono gli extraurbani, sono i pullman turistici, sono le linee in concessione fino alla Turchia, a Kiev, che vengono e fermano dentro la stazione. È possibile invece pensare nello spazio, non dentro via Ulloa, ma nello spazio che c'è tra la ferrovia e la via Ulloa, questo sistema di nodo di mobilità e di interscambio realizzabile sotto la piastra di connessione Mestre Marghera. Me lo fai vedere qui sul... Sì, sotto la piastra vuol dire che io mi inserisco in superficie con questo nodo complesso che è la rotatoria, ma sono anche banchine di servizio, sono aree di fermata. Non c'è qua. No, ce l'hai un'immagine di... quella che disegna no, tu ce l'hai. Non c'è. Non ce l'hai? Lui ce l'ha. Sì, questa qua, aspetta, qua la troviamo. Ecco qua. Allora, in corrispondenza di questo punto qua, sufficientemente obliquo e arretrato, perché qui ho il sottopasso della stazione, del fabbricato viaggiatori, devo avere lo spazio di realizzare delle rampe che mi portino una parte di quella strada sotto quota, cioè devo spostare in interrato le carreggiate che fanno connessione diretta tra tangenziale Venezia e Mestre, quindi le sposto sotto e mantengo in superficie lo spazio necessario per tutti quelli che interscambiano qui, e lo faccio sotto la piastra, per cui da quel punto in cui scendo col taxi, con la macchina, col pullman, col bus, io salgo in un impianto di connessione verticale, ascensori, scale mobili, sulla piastra, e dalla piastra entro in stazione. Non so se l'avete detto prima, questa piastra non è di quella che viene disegnata qua, è programmaticamente non di stazione. Non c'entra nulla con la stazione, non c'è gli accessi binari, non c'è le biglietterie, non c'è nulla. È il contrario di quello che serve. Sta cosa può stare in piedi se viene frequentata dall'utenza ferroviaria, se diventa il punto di possibile comodo accesso diretto da nord e da sud anche ai binari. Allora, questa cosa è di grandissima potenzialità, perché toglierebbe a Mestre tutto il traffico che viene in stazione, dandogli un servizio esterno incomparabile, che non c'è in nessun'altra città, perché noi avremo la stazione dell'alta velocità nazionale e dei collegamenti internazionali a meno di 1 chilometro dalle autostrade nazionali. Non c'è città che abbia una stazione così potenzialmente interessante, invitante, attrattiva come Mestre, perché dalla tangenziale in meno di 1 chilometro sono in stazione alta velocità dentro la città. Ma questo è in linea con quello che dicevi tu prima. Certo, il lavoro che abbiamo fatto è ben di più, non è solo l'entrata all'area di Ulloa, è un sistema di nodo di accesso sulla superficie degli spazi disponibili a servizio anche di via Ulloa. Fermi qua il bus turistico, fermi qua. Gli faccio l'attrezzatura per il ritorno, la manovra, le banchine di sosta, cioè intervengo lavorando sulla superficie di fermata, le banchine, insomma, però lo faccio sotto la piastra. E lui che parlava anche di parcheggi. Dopo si può fare una parte di parcheggi. Io viaggiatore entro. Sì, vieni dalla tangenziale e vai dove vuoi, sali lì, sei sotto la piastra. Ma questo vuol dire pensare le occasioni della piastra, della stazione, per fare un servizio alla città, per ripensare la città e riqualificare complessivamente. Non se ne sono neanche accorti di questa possibilità, non se ne sono neanche accorti perché non c'è la testa su questo. Il problema è che le operazioni le stanno facendo con le sicurezze, cioè le grandi stazioni ovunque, a Bologna come a Firenze, come qua, come a Padova, punta alle grandi operazioni immobiliari, non gliene frega niente, loro sono stazioni per finta, non è che seguono il traffico di treni, c'è modo per... loro fanno le operazioni immobiliari, quindi se non cambia l'interesse della stessa ferrovia dello Stato a far diventare la stazione una vera stazione, diventano solo operazioni di speculazione immobiliare sopra lo spazio della stazione, con l'aggiunta che, non essendoci qui lo spazio, questa cosa castiga e punisce la stazione. Se altrove c'è lo spazio è meno drammatico. Cioè, io vorrei portarvi a riflettere sul fatto che io credo, non ho fatto le verifiche fino in fondo, ma che la previsione di un edificio di 100 metri su il filo del binario, questo quasi, questi due, perché il perimetro del sedime disegnato cade sul binario 1, sulla banchina di binario 1. Non c'è analogo in Italia. È un casus questo che può essere sollevato, io penso che lo faremo, di fronte al Ministero dei Trasporti, al Ministro dei Trasporti.
Con quale criterio si arriva a sovraccaricare l'impianto, l'area, la pertinenza, l'ambito strettissimo di stazione con un edificio che se ha un piano che gli piglia fuoco? Come vado a spegnerlo io che sono sui binari? Fermo il traffico per Venezia? Blocco la stazione di Mestre? Fermo i servizi nazionali perché non riesco a spegnere, non ho neanche l'aria per far arrivare un'autopompa, perché il sedime della torre occupa tutto il lotto disponibile, c'è una copertura 100%. Come vado a fare i servizi di emergenza su? E tu Ministero dei Trasporti, come hai potuto? Sai che dentro la stazione, sul binario, addosso al binario 1, c'è un'operazione speculativa di questo tipo che ha sfruttato un momento di dismissione di un impianto che era pubblico servizio delle poste per privatizzare una cosa fuori di PRG, addosso, altra cosa dove si fanno le operazioni delle grandi stazioni internazionali, su una piastra di copertura di binari. Lì è così, una piastra, tutto sotterraneo, altre stazioni, ma cioè, ci sono operazioni in cui si costruisce sopra, ma si sposta tutto sotto. Qui è aperto in superficie e c'è un edificio di 100 metri e uno butta una carta a sigaretta da fuoco al treno. Su questa cosa rischia di cascare l'asino, perché se il ministro dei trasporti si preoccupa di questa cosa qua, il ministro dell'interno forse. Ma scherziamo? Cioè è un'operazione di una irresponsabilità totale, veramente totale. Non c'è analogo in Italia, perché le operazioni anche speculative si fanno, ma si fanno con un minimo di respiro di sicurezza, si fanno in fregio, dove c'è superficie, si fanno operazioni pesanti, in tante città anche europee si sono fatte, ma non così, o si copre tutta la stazione, si fa una piastra, veramente si manda in sotterraneo e si lavora sulla superficie, allora è totalmente autonoma, è la città ricucita in superficie e la ferrovia sparisce, ma sparisce, non sta aperta. E davanti una cosa del genere, io non so quale vigile del fuoco metterà la firma sul piano della sicurezza così. Ripeto, non c'è lo spazio per mandare su un'autoscala. Abbiamo un edificio di 100 metri incombente sul binario 1, che qualsiasi cosa succede ferma il traffico nazionale e internazionale, dai per Venezia anche, che ha l'unico accesso ferroviario, non c'ha il bypass, bivi, raccordi alternativi, si blocca tutto. Ma come si sogna di fare una cosa del genere? Di una stazione nazionale che è tra le più importanti del nord-est, che chiede un'altra cosa e la castighi così? Ma sei inconsapevole, ignorante, non so che parole. Ok. No, visto che viene fuori il discorso, solo una frase. Secondo me, sono ingenuo se volete, ma non importa. Questa roba di cuore con questo articolo, cioè questo discorso della stazione. L'operazione che stiamo facendo oggi non è rappresentare una osservazione presentata il 21 a mezzanotte il 21 gennaio, o viene avanti una discussione che coinvolge la città su cos'è la stazione di Mestre e che prospettive dovrebbe avere e come la stanno uccidendo per specularsi in modo stupido oltretutto, ma lo potete fare solo che voi, cioè non è un articolo importante, è il primo articolo, però apre sul punto dell'accesso sud, questa novità della reintegrazione urbana lato sud con il nodo nuovo che dicevo prima potrebbe trovare del tutto interessato furbamente e motivato Salini. Lo stesso Salini, perché anziché essere un dietro di un parcheggio di servizio ad agio con una passerella orrenda, diventerebbe centro città veramente, integrerebbe dentro di sé la stazione di Mestre in modo reale, perché avrebbe di dietro una parte di mobilità, di attrattività di tutta quell'utenza che sono decine di migliaia di persone al giorno, è interesse suo. Invece lo colleghi la piastra con l'intervento Salini, forse hai la possibilità di fare una cosa intelligente. Quantomeno, io non so se... il fatto di liberare sedime... Qui va fatta tutta la verifica che avevamo già detto loro prima, economico-finanziaria evidentemente, no? Ma quantomeno cantieristicamente e nella sequenza delle fasi non metto la piastra per ultima. La metto per prima, cioè se voi privati vi coinvolgete, vi metto come condizione di fare insieme la piastra, anche a parità di volumi, anche fosse a parità di volumi, no, non è questo il discorso, ma non voglio portare via i soldi, ma la speculazione la fate se fate prima la piastra e non a rovescio, perché è certo che non viene fatta così. Ma se tu trasformi la grande operazione di Via Bloa in 4 sotto-operazioni è chiaro che speculative, una per una, che deve valere per i cavoli suoi, non sei minimamente coinvolto a creare una struttura integrata, no?
Se volete, per cui il progetto, questa è una roba che noi sappiamo da una settimana, ma nella voce che l'operazione su cui abbiamo lavorato 2 anni, noi 3 anni, su questa faccenda del sud, della stazione a sud, per integrarla, e abbiamo tutti i lavori fatti, i disegni, le prove per vedere come si potrebbe. Lo sappiamo da una settimana che invece l'hanno integrata, invece che integrarla di più e meglio, l'hanno semplicemente spaccata in 4 pezzi. Se la città capisce l'umiliazione della propria stazione, forse scatta qualcosa. Deve capire che siamo stati vergognosamente umiliati in una situazione di nessuna percezione della propria importanza, invece siamo veramente nel nucleo, nel centro del servizio del Triveneto qua. La stazione, sono quei numeri li abbiamo scoperti. Perché questa sarebbe un'occasione importante. È la stazione più importante all'interno nord-est per i servizi nazionali e internazionali, per la città è più importante di Venezia. E non ce ne siamo neanche accorti, mi spiego, l'abbiamo punita così con trascuratezza. Ma no, perché non interessa niente, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo sono le singole redditività delle torri e dei 4 pezzi di piccolo qui. Perché se tu capissi invece la funzionalità e la ricchezza di questa prospettiva, molto di più ti arrivano di soldi dopo, nel lungo tempo però, perché deve comprendersi e realizzarsi quel disegno d'insieme. Invece sei miope, sei proprio nell'interesse immediato della vendita del giorno dopo, senza avere una prospettiva di tempi, nessuna. Va bene. Comunque se volete le riprendiamo, insomma, noi siamo a disposizione, le riprendiamo